Buonasera a tutti. Intanto possono partire delle immagini che comunque non servono solo per ricordare di cosa stiamo parlando, cioè la natura è il tema centrale delle questioni che ci interessano. Innanzitutto va detto che ci troviamo in una fase in cui sicuramente le aree protette non sono al primo posto dell'agenda politica nazionale, forse un po' più europea, ma neanche questo è proprio vero, per cui il clima di 20 anni fa si è radicalmente cambiato, di questo dobbiamo tener conto. Per cui andare a parlare di una revisione della 42 in questo momento è significativo anche di un atteggiamento da parte della nostra regione che è mutato nel corso degli anni, ma per noi che abbiamo avuto, come ricordava anche l'assessore in precedenza, periodi in cui il disinteresse da parte dell'assessore di turno era pressoché totale, non possiamo che vedere con positività il diverso approccio col quale ci troviamo a convivere attualmente. Questo ovviamente non vuol dire che è tutto rose e fiori, però sicuramente riusciamo a partire da una base di maggior serenità e non c'è nessun riferimento al nostro Premier nell'utilizzare questo termine. Diciamo che il breve intervento che andremo a fare è stato concordato fra i due parchi, fra i direttori ma anche coi presidenti, a testimonianza di un lavoro che stiamo portando avanti da anni in maniera assolutamente comune e congiunta. Cerchiamo di fare rete tutte le volte che è possibile, siamo convinti che fare rete sia positivo non solo per noi ma per tutto il sistema delle aree protette regionali in cui noi crediamo fortemente, anche perché oltre a gestire i parchi gestiamo anche due riserve naturali, quella della Valalba e quella della Forra del Cellina. Ricordo anche che nel gruppo di lavoro che veniva ricordato in precedenza proprio le aree protette vengono rappresentate nel caso tutte le aree protette, tutti i due parchi, dal presidente del Parco delle Prealpi Giulie che è Andrea Beltrame. Io mi occuperò di dire quali sono stati in questa riflessione i punti di quello che abbiamo fatto che secondo noi sono più significativi, mentre Graziano Dannellin, collega e amico, parlerà piuttosto del futuro, delle esigenze. Non parleremo noi del fatto che è giunto il momento che nella legge, come probabilmente sarà e come è già contenuto nel piano paesaggistico, si esce dallo stretto confine delle aree protette tradizionali, si aprono questi discorsi sulla connettività ecologica che sono molto centrali nel dibattito a livello europeo, come a livello europeo ormai si parla esclusivamente della rete Natura 2000 e questo il motore del sistema delle aree protette a livello di Unione Europea e anche la porta di accesso per i finanziamenti, per cui nella legge andrà anche specificato bene chi andrà a gestire i siti della rete Natura 2000, perché è impensabile che la regione, a cui resta in capo sicuramente la gestione generale, poi sia presente sul campo per la gestione pratica di queste aree. Al di là di questo, appunto, dicevo quello che è stato fatto. Innanzitutto va detto che per i risultati che sono stati raggiunti i due parchi hanno sicuramente beneficiato della lungimiranza e degli effetti della legge 42/96. È stato un pilastro e lo è tuttora, perché contiene sicuramente degli elementi che non dimostrano stanchezza dopo 20 anni, per cui è importante che questi elementi vengano assolutamente salvaguardati. Questo ha permesso ai parchi regionali delle proto-UTI, no? In cui i comuni hanno avuto sicuramente il loro ruolo,
di affermarsi come riferimento territoriale. Ormai sono riconosciuti, è riconosciuto che hanno un ruolo, talvolta sfugge esattamente quale ruolo abbiano, però hanno un ruolo di riferimento territoriale. Sono nati in periodi di alta conflittualità, soprattutto con alcune categorie. Questa alta conflittualità si è stemperata nel tempo, anche se in certi ambiti non si è ancora esaurita, ad esempio con certe parti del mondo venatorio che non ritengono chiuso il vulnus che si è aperto con l'approvazione della legge, ma anche talvolta, non sempre, con amministrazioni locali che vedono, pur essendo dentro nei direttivi dei parchi e quindi avendo la possibilità di essere protagonisti della governance di queste aree, vedono i parchi come elemento quasi concorrenziale, come dei competitors, no? Però pur in queste situazioni, ecco, i parchi hanno saputo costruire relazioni e non raramente hanno anche fatto un ruolo di supplenza rispetto a carenze sia che erano presenti in ambito pubblico sia in ambito privato. Per capirci, faccio un esempio che io conosco meglio: in Varresi a un certo punto non c'erano più posti letto per chi veniva in zona e solo l'apertura della foresteria del parco ha consentito di poter pernottare in valle. Adesso invece esistono posti letto anche di privati, però c'è stato un periodo in cui si poteva dormire solo al parco. Non hanno espresso tutte le potenzialità che ci si attendeva magari all'inizio, soprattutto per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro o il potenziamento dell'economia locale, anche se questo in parte è avvenuto, ma probabilmente le aspettative erano superiori rispetto alle reali possibilità che potevano giocare i parchi in questo ambito. Però sicuramente sono stati fondamentali nel ruolo di elaborazione, di stimolo, di sperimentazione, di azioni, di attività, di progettualità che poi si sono riverberate anche all'esterno dell'area protetta in senso stretto, in maniera particolare nella nostra realtà, dove l'area protetta è di dimensioni piccole per essere un'area montana, per cui non poteva che riverberarsi all'esterno l'attività che si faceva all'interno dell'area o direttamente collegata a questa. E sono stati anche catalizzatori di progettualità, poi torneremo su questo tema, no? Hanno avviato delle progettualità, porto l'esempio che so dell'Aglio di Resia o dell'Ecomuseo, che poi sono state in qualche maniera donate alle comunità locali che le stanno portando avanti e hanno sicuramente una prospettiva, cose che senza i parchi probabilmente non sarebbero nate. Buone pratiche che ci sono venute in mente in maniera particolare sono la manutenzione della sentieristica e delle strutture. Sentieristica, abbiamo qualche centinaio di chilometri in manutenzione e questo grazie a una convenzione, come ricordava il presidente del CAI prima, appunto con la commissione Giulio Carnica Sentieri, si portano avanti e rappresentano sicuramente una vetrina per il territorio, un onere per i parchi, ma anche una possibilità di lavoro, e questa è stata fatta una scelta all'inizio proprio dai consigli direttivi, per manodopera e per ditte locali, e questo è molto importante. Ma anche i progetti naturalistici di diverso tipo. Abbiamo qua Fulvio Genero che conosce bene un po' qual è stata l'evoluzione nel nostro parco dei progetti naturalistici, la promozione territoriale fatta spesso con mezzi insufficienti e in assenza di quello che doveva essere un po' l'interlocutore principale, all'epoca Turismo FVG, adesso Promoturismo FVG, no? Ci siamo trovati a giocare un ruolo non nostro, ma il territorio era questo che chiedeva e bisognava dare risposte, non si poteva ciurlare nel manico. Le attività di informazione e di educazione ambientale. Poi una cosa che a noi è particolarmente cara è il fatto che spesso i parchi hanno avuto un maggior riconoscimento a livello estero, a livello internazionale, che non a livello locale. Diverse sono, chiamiamole, certificazioni che abbiamo ricevuto in questi anni. Fondamentale la presenza del Parco delle Dolomiti Friulane per il riconoscimento dell'UNESCO
per le Dolomiti come patrimonio dell'umanità, la certificazione ambientale EMAS, il Parco delle Prealpi Giulie che è l'unica destinazione Eden all'interno del territorio regionale, la Carta Europea del Turismo Sostenibile che da poco abbiamo ricevuto assieme ai colleghi e amici del Parco del Triglav, il riconoscimento di regione alpina per la connettività ecologica, tutte cose che attestano un lavoro svolto sul campo, ma in questa logica, in questa dimensione internazionale che è la dimensione in cui deve giocare bene il proprio ruolo la nostra regione nel suo insieme. Sono stati erogati in questo senso dei servizi, sono state attivate iniziative di autofinanziamento e si è sviluppata una capacità da parte delle strutture dei parchi di raccogliere e ottenere finanziamenti comunitari. Molti progetti comunitari sono stati portati avanti nel corso degli anni. Uno studio, parlando anche proprio di semplice economia, prima Carnielutti appunto parlava dei servizi ecosistemici, secondo me è un tema che va assolutamente approfondito e su cui bisognerà puntare nei prossimi anni e che deve trovare spazio anche all'interno della nuova normativa. Uno studio dell'Università di Udine finanziato dalla Regione ha dimostrato come il nostro parco, ma anche altre aree protette, riuscivano a far rendere un euro di finanziamento pubblico in maniera molto sovrabbondante rispetto all'euro. Nel nostro caso, appunto, attraverso la valutazione dei servizi erogati comprensivi dei servizi ecosistemici, c'era un euro, per ogni euro investito vengono restituiti alla collettività 7 euro, che è veramente un dato significativo su cui vale la pena di soffermarsi con molta attenzione. Ecco, queste sono le cose che ci tenevamo a dire rispetto al passato, ma adesso passo la parola a Graziano per quanto riguarda le proposte e il futuro.